mi dica quanti che ne ha fatti l'anno passato. L'anno scorso ne ho fatto 27.700. Ciao ragazzi, oggi vi racconto una storia dolce, una storia ambientata a Valdagno, nel Vicentino. La storia di Bruno e della sua famiglia, la famiglia Biasi, una famiglia che da sempre ha impostato la propria vita sulla dolcezza. E Bruno, in particolare, è il re dei crostoli. Dica la verità, da quanto tempo fa questo mestiere? Dal 1953. Quindi mezzo secolo di mani in pasta? Sì. E di cosa è fatto l'impasto? L'impasto zucchero, burro, un po' di aroma, uova, possibilmente metà rossi e metà interi. Perché? Tutto rosso la pasta diventa più dura. Quella chiara, insomma, dopo la chiara che fa sviluppare come i merini. E poi c'è il vino. E poi c'è il vino. Che vino? Vino secco, bianco. Perché che metti il vino? Questo. Perché, per esempio, in casa i miei nonni mettevano un po' di grappa. E anche non lo so perché. Perché dava quell'aroma casalingo. Sì, penso che la grappa costava tanto, no? Noi mettevamo vino. La maggior parte mette tutto vino, quindi specialmente tipo industriale, così di pasticceria. Il segreto è la sfoglia sottile? La foglia sottile e olio fresco. È una regola d'oro questa. D'oro, sì. E questi sono i crostoli. Il carnevale si avvicina, questo è un dolce tipico per antonomasia. Ma non pensiate che sia una cosa semplice. Innanzitutto perché questo vassoio durerà pochissimo. E poi perché fare i crostoli racchiude tante insidie. Innanzitutto la pasta, secondo il diktat di Bruno, deve essere sottilissima. E poi c'è una serie di accorgimenti da tenere ben presente in ogni fase del procedimento di produzione. Insomma, bisogna essere esperti. Come Bruno. Ma a lei chi ha insegnato a fare i crostoli? Diciamo che ho visto farli e poi ho fatto delle modifiche ragionando sopra per non badare il prezzo prima cosa, non mettere acqua invece di le uova, per fare delle cose, tanta esperienza, tante prove finché è venuto. Quindi non c'è una regola unica, ognuno lo può un po' personalizzare. Ma gli ingredienti sono quelli, dopo sta tutto nel lavorarli. Ma allora te che hai i segreti? No, sono gli attrezzi giusti. Perché in casa non riesci a impastarli così duri. E anche per esempio con quella che macina la pasta e che fa le tagliatelle, non riesci a tirarli così fini. Solo le vecchie nonne di una volta, con la mestola, riuscivano a tirare quella, come fa le tagliatelle. Certo. Le tagliatelle. Ma è vero che lei li conta tutti? Perché allora, non è che gli conto uno alla volta. In base a un impasto che io faccio, che vengono fuori 12 kg di pasta, più 2 litri d'olio, fa 14, su 14 ce ne vogliono 100 per fare un chilo. E mi dica quanti che ne ha fatti l'anno passato. L'anno scorso ne ho fatto 27.700. Tutti contati? Sì. Uno per uno? No, sempre con quel sistema lì. No? Certo. Bruno ha 80 anni. E nella sua vita la passione per la pasticceria è sempre stata una compagna di viaggio. E non lo dico a caso questo, perché ha lavorato in diverse realtà e in ognuna di queste ha portato sempre un'estrema curiosità, la voglia di imparare, di crescere vedendo quello che fanno gli altri, ma anche
la voglia di trasmettere agli altri quello che lui sentiva dentro di sé. In una parola significa generosità, senza far segreto dei propri segreti, ma mettendoli a disposizione degli altri. Anche della Matilde, che è sua neoda. Ma è vero che lei ha insegnato un po' a tutti qui a Valdagno, ai pasticceri? Beh sì, ho imparato anche ad altri, però ho insegnato a tanti. E questo cosa vuol dire per lei? È un orgoglio? La passione proprio. Cioè, sacrificare una giornata di riposo per andare a insegnare a un amico a fare il bignè, a Padova, per esempio. Certo. E lo facevo. Perché? Non lo so, perché. Anche perché se uno mi chiede per un favore io lo so tranquillamente. E dopo non sono geloso del mio lavoro. Invece una volta io ho lavorato con della gente che si nascondeva dei sacchettini di farina in tasca. E dopo dicevano ai giovani, ragazzi venite qua, stavano facendo l'impasto dei craft. Venite qua che vi faccio, adesso vi spiego il segreto. Tirò fuori questo po' di farina e la buttava nell'impasto finché stava fermo. E noi, sarà una roba miracolosa, c'erano semplice farina, ma non volevo insegnarti. No? Cos'è per lei la pasticceria, Bruno? La vita e tanti sacrifici. Tanti? Tanti. Perché io ho cominciato a fare le ferie che avevo 33 anni. E prima? Dovevo sempre lavorare sabato, domenica, lunedì, martedì. Bruno è il capostipite ed è un fuoriclasse perché è riuscito a trasmettere la sua passione a tutta la sua discendenza, alla figlia Barbara che lo coadiuva soprattutto qui nel negozio, a sua nipote Matilde e al marito di suo nipote, a Stefano. E questa è la nuova frontiera, ovvero la pasticceria di innovazione, gourmet potremmo dire. Però tutto questo nasce non soltanto dalla passione dei gran polli, ma anche da ciò che Bruno col suo esempio ha saputo trasmetterli in tutti questi anni, e non è una cosa da poco. Che testimone sentite di raccogliere da nonno Bruno? Questa è una bella domanda. È un bel fardello, ma comunque è anche un bel regalo secondo il mio punto di vista, perché al giorno d'oggi aprire un'attività da zero è molto difficile. Noi raccogliamo poi i frutti del lavoro che lui, con anche i nostri colleghi Stefano, con Barbara, che insomma 30 anni di lavoro e abbiamo questi risultati, insomma siamo felici, riusciamo ad avere i nostri numeri, insomma, quindi... Qual è l'essenza dell'insegnamento che vi può trasmettere Bruno? Sicuramente la passione. Che significa? La passione, la gioia con cui si lavora, il svegliarsi la mattina, essere contenti di andare al lavoro e riuscire a trasmettere qualcosa ai clienti, a quelli con cui lavoriamo insieme, a tutti quanti. Certo. E portare un po' di dolcezza nelle case di tutti. Come l'ha presa Bruno il fatto che a te piace sperimentare nella Nouvelle Pastisserie? Ultimamente dice sempre sto imparando più adesso che 10 anni fa, perché gli sta insegnando adesso lui tutta la pasticceria moderna. Esatto, e ogni volta che dico guarda che è il can vecchio che ha imparato il gioco nuovo. E lui come la prende? No, bellissimo, è felicissimo proprio, è felicissimo. So cosa prova a vedere che la sua famiglia continua. Ma una cosa incredibile. È anche raro perché, come dicevo prima, i figli difficilmente fanno il lavoro dei genitori, anche nelle piccole fabbriche, i falegnami. Io ho tanti amici falegnami raramente trovi la fortuna, non so, è stata fortuna, anche le circostanze della vita però. Certo, ed è giusto che Stefano, per esempio, sperimenti oppure abbia portato qui dentro la pasticceria innovativa? Ma voglia, io quando lo vedo che mi manda 7 cose che fanno nuove, non è andato a imparare. Perché io, e dopo lui, quando gli cosano, e mi chiede sempre un perché, un qualcosa, per come. E io gli spiego sempre i trucchi delle farine, quando è lievitata, se non è lievitata, tutte quelle cose che
esperienza, senza proprio... Quindi il re dei crostoli ha creato la sua corte? Sì. È contento della sua famiglia? Ma è incredibile, incredibile anche per tantissime cose. La figlia è brava, la nipote è brava, il marito della nipote è bravo, il mio amico che è venuto dall'Inghilterra, bravo anche lui. È un uomo fortunato, Bruno? Sì, fortunato. E dopo ottimista.